Siamo qui oggi al Banco Alimentare, questa realtà molto importante che supporta le associazioni a livello della Regione Veneto fondamentalmente, con un'attività molto preziosa soprattutto in questo momento dove ci sono tante famiglie che hanno bisogno ed è importante dare un grande segno di solidarietà. Solidarietà che si dimostra anche con l'integrazione delle attività a supporto di questa realtà da parte dei comuni, da parte dell'ULSS, che attraverso i suoi servizi inserisce all'interno delle attività che qui vengono svolte delle persone fragili, delle persone con disagio, ma che qui possono mettere a frutto le loro capacità e anche imparare. Ci sono molti volontari, anche ex dipendenti ULSS, che qui vengono portando la loro esperienza, ma appunto imparando cose nuove. E sono molto grata di questa possibilità che ci viene data e ovviamente la disponibilità dell'ULSS è costante e un grazie per il lavoro che qui viene fatto. Per noi come Banco Alimentare del Veneto è un onore e una grandissima responsabilità poter ospitare dentro la nostra sede di Verona la conferenza dei sindaci ASL 9, che per noi è una grande occasione per presentare la nostra attività che quotidianamente si svolge a sostegno delle persone in difficoltà in Veneto grazie al contributo di oltre 181 volontari. L'opportunità di oggi è la possibilità di presentare il nostro lavoro e cercare di rafforzare il rapporto di collaborazione con il mondo dei comuni, perché per noi è essenziale poter continuare ad avere una collaborazione sull'attività sociale e sul sostegno a chi in questo momento è in difficoltà. Abbiamo la fortuna di avere il Banco Alimentare qui a Verona, una realtà importante per tutto il territorio del Veneto e quindi oggi abbiamo deciso di farlo conoscere ai sindaci del territorio, che molti comunque si sono già recati qua e collaborano appunto con questa importante struttura, questa iniziativa, ma oggi abbiamo appunto la possibilità di vedere, di tastare con mano qual è l'importanza di questo lavoro per il territorio, per la lotta allo spreco e per sostenere anche le persone che hanno difficoltà nell'approvvigionarsi di cibo. Quindi una cosa importante, una cosa collaudata da anni, un'iniziativa che ha visto molti veronesi e stanno vedendo molti veronesi che appunto affrontano questa realtà tutti i giorni, dando il loro aiuto, il loro appoggio appunto per dare una mano agli ultimi. Quindi una realtà che vale la pena approfondire per farla conoscere e quindi diffondere questo messaggio in tutto il territorio della provincia di Verona.